Ha 105 anni la strada delle 52 gallerie, realizzata nel 1917 nel corso del primo conflitto mondiale per consentire i rifornimenti alla prima linea italiana sul Pasubio al riparo dal fuoco nemico austro-ungarico. Oggi è un cammino di pace frequentato da migliaia di escursionisti provenienti da tutto il mondo. Questa impresa, non può essere definita altrimenti, fu opera della 33esima Compagnia Minatori del V Reggimento del Genio Militare. Il visitatore che per la prima volta arriva a Bocchetta Campiglia, nelle Prealpi Vicentine, da dove si sviluppa, non ha idea di cosa esattamente lo attenda. La sorpresa è davvero grande. Il primo documento conosciuto con cui se ne dispose la costruzione è del 4 febbraio 1917, ma già il 29 gennaio un plotone della 33esima Compagnia fu inviato sul posto per iniziare i lavori. A comandare quei 16 uomini era un sottotenente bergamasco, Antonio Ortelli, abitava alla Fara, in Città Alta, capomastro di professione. Non esistevano informazioni topografiche esatte, ma soltanto un muro di roccia. Furono lui e i suoi uomini, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1917, a sfidare per primi neve e ghiaccio, canaloni, guglie e strapiombi, portando a termine i rilievi preliminari. Fu così che da febbraio a dicembre del 1917, nel bel mezzo della Grande Guerra e di uno degli inverni più freddi e nevosi del secolo scorso, soldati e 6 centurie di lavoratori militarizzati vinsero la sfida. Uno sviluppo di quasi 6,5 km con un dislivello di poco inferiore agli 800 metri, 8 metri la galleria più breve, 318 quella più lunga. Conduce sul martoriato altopiano del Pasubio, uno dei luoghi sacri del primo conflitto mondiale, dove speranze, vite e sacrifici di migliaia di soldati, italiani e austro-ungarici, si fusero nell'immenso dramma della guerra di posizione.